Le iniziative da assumere saranno decise dai lavoratori nell'Assemblea Generale del 5 ottobre presso lo storico capannone del petrolchimico di Porto Marghera. Dunque si profila un autunno caldo attorno al futuro della chimica veneziana, ancora in bilico tra rilancio produttivo e smobilitazione degli impianti. Secondo i sindacati di categoria, i progetti di riconversione verso la logistica portuale delle aree interessate non sono compatibili con la richiesta dei lavoratori di far ripartire gli impianti ora fermi, mantenendo così i posti di lavoro a rischio. Rispetto al disastro occupazionale che stiamo per avere di fronte, implica ovviamente un'elevazione anche di lotta sociale che dovremo riprendere a tutti gli effetti. Ed è chiaro che siamo di fronte alla chiusura dell'ultimo tassello, del petrolchimico. Una crisi, quella del comparto chimico di Marghera, che secondo i sindacati sarebbe stata indotta da chi possiede le aree in cui si trovano gli stabilimenti e ha interesse a cederle per altro uso. Oggi ci sono già centinaia di ettari che sono immediatamente disponibili, eppure si continua a magnificare progetti che riguardano la cantieristica, che riguardano la logistica dei container, che riguardano la portualità, su aree in cui contemporaneamente si sta lavorando per il rafforzamento degli impianti industriali esistenti. E anche l'ipotesi di ricollocamento dei lavoratori di Sirma, Dao, Montefibre e Vilnius sembra di difficile attuazione. Non ci sono spazi per quei lavoratori all'interno del municipalizzato del comune.